Amici sportivi, bentornati in un nuovo video. Questa settimana gli highlights sono offerti da Euro Ristorazione con sede a Torre di Quartesolo in via Savona 144. È un'azienda specializzata in servizi di ristorazione collettiva, nasce a Vicenza nel 1966 e negli anni si distingue per la propria professionalità e qualità dei prodotti forniti e servizi offerti. EV Wine, i locali di Vicenza e Lonico sono stati pensati per chi vuole una vita in top class. Unici nel suo genere, eleganti e curati, esclusiva carta vini con bottiglieria di alta gamma e distante dal comune. Selezione cocktail raffinati e musica tutti i weekend coi DJ più conosciuti della provincia e non solo. Location ideali per organizzare compleanni, ricevimenti e feste in grande stile. Viale della Scienza 911 a Vicenza. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qua con mister Federico Coppola al termine del match. Federico, che dire, 2 punti persi o 1 guadagnato? Allora, se guardiamo le occasioni create, dispiace perché era una partita che volevamo vincere, ci siamo andati vicino, abbiamo creato tanto e dispiace aver non vinto, però ci portiamo a casa il punto che comunque vieni fuori casa in un campo non facile, muoviamo la classifica e diamo continuità di risultati. Soprattutto dopo l'1-0 i primi minuti del secondo tempo ci eravamo illusi che potesse arrivare il secondo gol perché sono state 2 o 3 occasioni e probabilmente nel momento migliore del Montecchio è arrivato il gol a freddo della Bolzano. A fine primo tempo ci siamo detti con i ragazzi di partire subito bene, che erano importanti i primi 10 minuti del secondo tempo. Infatti siamo partiti bene, abbiamo creato 2 occasioni nitide, clamorose e non abbiamo sfruttato, non abbiamo chiuso la partita. E poi dopo loro sono venuti su e su un cross laterale abbiamo perso la marcatura mi sembra e abbiamo preso gol. Dispiace perché poi dopo la squadra ha reagito ancora, ha continuato a giocare, abbiamo creato, siamo andati al tiro tante volte, però non siamo riusciti a trovare il gol. Però ci portiamo a casa comunque la voglia di provare a vincere, che comunque fa bene alla squadra, questa voglia di vincere che stiamo iniziando ad acquisire. E infatti dopo l'1-1 non vi siete disuniti, il Virtus Bolzano ha fatto qualcosina, però poi proprio negli ultimi minuti finali, zona Cesarini più extra time, c'è stata sempre l'impressione che da un momento all'altro potessimo andare in gol, i ragazzi ci credevano, rimettevano subito il pallone in velocità, si ha quasi la sensazione che se la partita fosse durata qualche minuto in più il gol magari sarebbe uscito. Sì, hai detto benissimo, c'era da parte di tutti la voglia di vincere, dai ragazzi che erano in panchina che incitavano il gruppo e provavamo a ricominciare subito dopo una pausa a rimettere la palla in gioco perché c'era proprio voglia di portare a casa la vittoria, che secondo me era anche meritata, però come detto prima portiamo a casa un punto e diamo continuità ai risultati e martedì ricominciamo a lavorare. Ultima domanda, cosa ti porti a casa come area di miglioramento per le prossime gare, Federico? Le occasioni create rispetto alle prime 4 giornate, oggi penso che abbiamo creato tante palle gol, questo è un dato positivo, no? Si era visto che nelle partite scorse eravamo un po' in crescita, oggi l'abbiamo dimostrato. Perfetto, grazie Federico. Grazie. Vediamo Visinoni si avvicina di rigore, arriva Penzo, tira, finta contro finta per Marco Burato, mette una palla al centro dove arriva Julian Cardellino, c'è la sponda, è incredibile, non riesce. La Luca Sperti ce la fa, mette nuovo la palla al centro, esce fuori Morello e la perde e vediamo che c'è un calcio di... Non riesce a bloccare, attenzione, cerca l'imbucata per Bonu, mette, attenzione, palla al centro, mette palla al centro, arriva lì, tiro, e gol, il pareggio di Elis Cappina, minuto, la salva, vediamo Elis Cappina ancora, tirato. Per Nicolò Visinoni, prova a entrare in area di rigore, ancora Visinoni, serve dietro, per spazio davanti a sé, serve Visinoni, ha spazio davanti a sé, prova il tiro, non perfetto, prova da solo, ancora Segalina, prova il tiro, e per Nitri, mette palla al centro, interviene Cardivo di Crestani, che arriva, palla al centro, tocca, vediamo, Cardellino!
colpo di testa.